Elisa nacque in una grande casa di pietra, circondata da giardini profumati e ampi campi dorati. Fin da bambina amava il suono delle campane e il canto dolce che si alzava dalla chiesa del villaggio. Il padre e la madre le insegnarono l'amore per la preghiera e il rispetto per chi soffriva. Ogni sera, prima che il sole scomparisse dietro le colline, chiudeva gli occhi e parlava con Dio, sentendo nel cuore una luce che le scaldava l'anima. Quando divenne donna, sposò Ugo, un uomo forte e coraggioso, che tutti chiamavano Testa d'Orsa. Lui le donò affetto e protezione, ma la felicità durò poco. Una mattina, la notizia della sua morte arrivò come un vento gelido. Il dolore le strinse il petto, ma Elisa non si lasciò vincere dalla disperazione. Guardò il cielo e capì che la sua strada era scritta nel cuore. Doveva donare tutto per aiutare chi non aveva nulla. Prese i beni che aveva ereditato e li offrì a un'abbazia, un luogo dove la pace regnava e la preghiera riempiva l'aria come il profumo dell'incenso. Le mani dei monaci accolsero il suo dono con gratitudine e lei sentì che il suo cuore trovava sollievo. Ma la vita aveva ancora prove da darle. Dopo poco tempo si sposò di nuovo, ma anche questo marito la lasciò troppo presto. Rimase sola, con il cuore segnato da due perdite. Era il momento di prendere una decisione definitiva. I gioielli, le ricchezze, la vita tra le mura del castello non avevano più senso. Sentiva che la sua anima cercava qualcosa di più grande. Un mattino, mentre il sole colorava d'oro la terra, lasciò ogni cosa e si incamminò verso l'abbazia. Le porte si aprirono e lei sentì un abbraccio invisibile, un amore che nessuno poteva spezzare. Indossò un abito semplice e dedicò ogni giorno alla preghiera, al silenzio, all'amore per chi soffriva. Offrì ancora doni all'abbazia, cedendo terre e chiese senza paura, senza esitazione. Alcuni familiari non capirono, specialmente un nipote che desiderava quelle ricchezze. Dopo la sua morte, lui provò a riprendersi tutto con la forza, guidando uomini armati verso l'abbazia. Ma i monaci non si piegarono, uscirono nel cortile, pregando con voce ferma, con gli occhi rivolti al cielo. I soldati alzarono le spade, ma qualcosa li fermò. Un silenzio profondo scese sull'abbazia, come se un'ombra sacra fosse scesa tra quelle mura. I cuori dei guerrieri si fecero pesanti, le mani tremarono. Alla fine abbassarono le armi e si allontanarono, senza più la voglia di combattere. Il nome di Elisa rimase scolpito nella memoria di chi l'aveva conosciuta. La sua storia si diffuse come il vento leggero che accarezza i campi in primavera. Ancora oggi il suono delle campane sembra portare il suo spirito, una melodia dolce che parla di fede, di amore e di un cuore che non ha mai avuto paura di donare tutto.